TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 ottobre, si è verificato un incidente stradale lungo l'autostrada 4 Venezia-Trieste, nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Coinvolti un camion e un camper. 4 le persone rimaste ferite e pesanti le ripercussioni sul traffico. In base alle prime ricostruzioni, il mezzo pesante avrebbe avuto un improvviso blocco dei freni mentre percorreva la corsia di marcia. La motrice così sarebbe sbandata andando a colpire lateralmente il mezzo più leggero che sopraggiungeva nella stessa direzione. L'impatto è stato violento e ha causato danni a entrambi i veicoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del SUEM 118, nonché la polizia stradale. È quello che riporta la stampa locale. Passiamo al meteo. La Protezione Civile del Comune di Venezia informa che il centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha emesso un avviso di allerta per vento forte, previsto su tutta la regione dalle ore 12 alle 24 di giovedì 23 ottobre. Si raccomanda di adottare i comportamenti e le precauzioni previste dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e consultabili al sito web della Protezione Civile stessa. Si ricorda che in caso di previsione di vento forte o di dichiarazione della fase di preallarme per il rischio idrogeologico per temporali, allerta cosiddetta arancione, il centro funzionale emessa dal centro funzionale decentrato, le aree comunali a verde pubblico recintate saranno chiuse fino al termine dell'allerta meteo. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di spettacoli. Giovedì 6 novembre, ore 21, il Teatro Corso di Maestro ospiterà Giovanni Cacioppo, tra i volti più apprezzati della comicità italiana, con il suo nuovo spettacolo Che rimanga tra noi. Attraverso il suo stile inconfondibile e il suo linguaggio diretto, Cacioppo conduce il pubblico in un viaggio divertente e realistico tra i piccoli e grandi paradossi della vita quotidiana. Temi come il lavoro, le relazioni, la tecnologia e la società moderna diventano spunti di riflessione, sempre filtrati da una comicità capace di far sorridere e pensare. Reso celebre dalle sue partecipazioni a programmi di successo come Zelig, Colorado e Mai Dire, Giovanni Cacioppo continua a distinguersi per una comicità autentica, priva di artifici, che trae forza dalla semplicità e dalla verità delle situazioni che racconta. Biglietti disponibili su Ticket One. Passiamo ora allo sport. Si corre veloci verso il futuro, si corre verso il quarantennale di Venice Marathon. Anche se la 39esima edizione deve ancora disputarsi, gli organizzatori sono già proiettati a domenica 25 ottobre 2026, quando la storica maratona di Venezia taglierà l'importante traguardo della 40esima edizione, suggellando così un lungo percorso iniziato nel lontano 1986 e che in tutti questi anni l'ha vista crescere ed evolversi per essere sempre al pari con i tempi. Le iscrizioni apriranno alle ore 20 di domenica 26 ottobre, al termine quindi dell'edizione in corso, direttamente dal sito ufficiale di Venice Marathon, con numero chiuso sulla maratona alzato per l'occasione a un massimo di 10.000 iscritti. Nella stessa serata apriranno anche quelle della 21 km, 10 km apriranno appunto contemporaneamente. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.